Bella ragazzi, a tutti dal commendatore veneziano, siamo a Paul Ricard, pole position comediana, la seconda consecutiva. Allora, per qua però modifichiamo alcune cose. Allora, andiamo di hard e così. Allora, ok. E ok, proviamo questa strategia qua, sono 27 laps, i laps. Perfetto raga, andiamo per tentare la seconda vittoria. Vediamo se qua riusciamo a fare la doppietta come da GP la prima, Mick secondo. Vai, 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 Mick, brutto errore a Montreal per Mick Schumacher, noi partiamo bene. E vediamo cosa combiniamo in una gara che sta diventando favorevole. Grandissima pole position. Speriamo di fare una gara, diciamo, tranquilla, che dopo c'è l'Austria, che è un'altra gara iper favorevole, dove possiamo vincere. Sarebbe bello fare il triplettone. Montreal, Paul Ricard e Spielberg. Veneziano se ne vuole andare in maniera arrogante. Il Cume ci prova, Leck è terzo, Hamilton e Bottas perché è Gigi Hamilton, ricordiamolo. Vola, vola Cume, vola verso la gloria eterna. Dobbiamo macinare, è chiaro che la safety car è sempre un fattore perché a Montreal potevo vincere ancora più tranquillamente, ma la safety car ha rotto un po' i maroni e ha condannato Mick alla squalifica. Ok, ma Mick non molla ragazzi, è Mick l'avversario, c'è poco da fare, è primo nel mondiale, è la macchina più veloce, fastest del Cume, ma ovviamente è così. Ce ne stiamo già un po' andando dagli altri, ma il problema è sempre lo stesso. Mick Schumacher, svezzato da me, l'ho migliorato io. Vola come verso la gloria. Dai cazzo, dai, spingi. Cosa ho fatto? Ma che cazzo sta di? No vabbè, cioè questa è veramente grottesca come cosa. Molto curiosa. Ma il Cume sta volando. In una gara che sta diventando incredibilmente favorevole. Purtroppo noi paghiamo una partenza di mondiale a dir poco spaventosa. Ma siamo di nuovo in lotta ragazzi. Siamo di nuovo in lotta con le ultime prestazioni. Secondo posto a Monaco, quarto a Baku, vittoria a Monte Carlo. Però raga, veramente vicino Mick purtroppo. Fastest di Mick, fastest di Mick. Mick subito fa capire chi è. Subito spaventoso il giro di Mick. Senza senso il giro di Mick, noi qua andiamo un po' lunghi. Ci mette subito pressione Mick Schumacher. Mamma mia che brutto settore che ho fatto. Orrendo, a dir poco orrendo. In fatalità adesso c'è il DRS anche. Meno male che abbiamo la stessa macchina della migliore. Dobbiamo ricostruire quei 5-6 decimi di vantaggio che avevamo. Mamma mia, Mick è vicinissimo, Mick è vicinissimo. Mick vuole già vincere il mondiale. Guarda che sono io il padrone. Ma cosa dice? Mi ha dato due avvertimenti che non condivido minimamente.
Sarà comunque una gara dove non riusciamo a prendere terreno da Mick. Gara complicata. Abbiamo perso anche da Lek e da tutti. Ha fatto un giro veramente pessimo. Mamma mia, che brutto. Mi suona il telefono, Dio Cristo. Però adesso, sempre quando registro, zio povero, zio Saint. Che due maroni. Mamma mia, Mick è sempre là. Mick è sempre vicinissimo a noi, purtroppo. Ma stanno recuperando anche gli altri. È gara non semplice. Gara non semplice. Perché noi sappiamo che con le soft siamo lenti rispetto alle medium o le hard, però dobbiamo capire anche le strategie, ragazzi. La sosta è prevista tra il sesto e il settimo giro, quindi tra poco. No, 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 no. My God. Ritmo gara non semplice, adesso. Va anche Mick, è proprio un pirla Mick. Sta sbagliando tutto Mick Schumacher. E sì che mi ha visto entrare. Errore di Mick. Erroraccio di Mick Schumacher. E sono cazzi suoi fondamentalmente. Momento di crisi di Mick dopo un dominio delle prime 6-7 gare. Oh yes, oh yes, oh yes. Noi usciamo bene. Però Lek ci supera. Attenzione, Lek ci supera. Anche Ocon. Però le soft, hanno le soft loro. Lek e Ocon hanno le soft, per quello ci hanno superato. Però intanto virtualmente siamo terzi, No good questa cosa, no good. Devo perdere non tantissimo adesso, Erroraccio scandaloso di Mick, però. Secondo errore in 2 gare per Mick Schumacher. E niente, la doppietta come GP diventa veramente impossibile adesso, purtroppo. Ma non ci credo. Adesso stanno rallentati, per fortuna, per un po'. Ocon e Lek, questo è importante per noi. Dobbiamo perdere il meno possibile in questi 6-7 giri. La vittoria comunque è ancora nelle nostre mani. Guarda come sono rallentati, guarda come godo, questo è importantissimo, non andate tutti ai box per piacere. Fate i bravi, rimanete in pista ancora qualche giro. Se pensi di poterci riuscire, attiva la modalità sorpasso e mostra di che pasta sei. Bravissimi, bravissimi raga. State fuori, state fuori. Oh, mi supero, mi ciuccio con. E me lo... no, non me lo ciuccio con. Fastest di Max. Yes! Arriva un bel sorpasso. Con le hard contro le soft. Stiamo sfruttando il traffico degli altri e godo come un porco. Varalek rallentatissimo. Un pazzo con... un cretino con, veramente. Classico cretino. Lek e il giapponesino. Cosa ho fatto? Doppio sorpasso senza un senso logique. Doppio sorpasso senza... sì, sì. Questo veramente è una cosa che va al di là. E siamo di nuovo, diciamo, virtualmente primi. Qua sbaglio io. Oh! Madonna, ma che do coglioni, Lek. Vaffancuore, Lek. Mick ha perso tantissimo, però. Male, Mick.
Molto male, Mick. Dobbiamo superare questi due stronzi. Siamo senza carburante. Adesso tra poco facciamo... Ce lo ciucciamo, Ghiotto. Però Perez è lontanissimo. 16 secondi. Ma che gara sta facendo Perez? Dobbiamo stare attenti a Perez, Perez ha le gomme finite. Noi siamo virtualmente primi, ma sarà una bella lotta con Perez. Adesso dobbiamo sfruttare il traffico di Lec, speriamo. Non c'è più carburante, vogliamo recuperare il più possibile. Incredibile Mick invece, relegato molto indietro Mick per una sosta ai box sbagliatissima. Mamma mia, bruttissima sta curva. Veramente presa molto molto male. Abbiamo perso tantissimo qua purtroppo. Lec sta superando anche lui tutti. Lec è già dietro di noi, ma Perez incredibilmente con delle gomme finite sta girando meglio di noi, non so come. Incredibile Perez, abbastanza ridicolo. La prossima sosta è prevista tra il 20 e il 24esimo. Andiamo Michele a stand, dobbiamo recuperare un po' perché se no non arriviamo a fine gara. Tanto il giro record di Max. Giro record di Max. Giro record del Conte Max. Niente da fare ragazzi. Perez di un'altra categoria oggi, non so come sia possibile, ma... iBox adesso Perez, iBox Perez. Vediamo con i 17 secondi se riesce a stare davanti, non credo. Però sicuramente anche lui è un candidato alla vittoria adesso, perché farà una sosta certamente. Perez sta uscendo, Perez sta uscendo. Siamo davanti, ma Perez è un candidato alla vittoria, perché farà solo una sosta. Sarà durissima, raga, io vi avviso, non sarà facile. One sosta per Sergione. Quindi diventa anche lui un candidato. Ed è quinto a 4 secondi, quindi può tranquillamente farcela. Sarebbe pazzesco. Adesso devo assolutamente migliorare un po' la situazione Michela, perché comunque nessun ritiro, gara tranquillissima per il momento. In questo momento per me il favorito è Perez. Questa è la mia idea. Il favorito è Sergione. Non si riesce a guadagnare un po' su Perez, magari col traffico, robe così. Sì, magari non con queste curve, però grazie. Però Perez diventa il candidato numero 1. Salvo safety car, che quello allora a me, dopo con le soft, mi dà un bel vantaggio. Ai box Ghiotto comunque. Ghiotto ai box. Il Cume deve macinare adesso, Tutti gli altri faranno un'altra sosta, tranne Sergione maledetto, che ha guadagnato non so quanto, non so veramente il ritmo gara di Perez, è qualcosa di illegale in 52 stati. Purtroppo. Forse anche Bottas se ne fa una sola, Vedremo.
Bottas forse è andato in box con me. No, Bottas forse ne fa anche lui 2. Speriamo. Un po' di casino, sinceramente. Strategie molto diverse. Cosa bellissima, però, che porta un po' di confusione. Io devo cercare di prendere il più possibile. Adesso vedi che con le medie cioè, riusciamo a recuperare sulle Leclerc che alle soft, ragazzi. È pazzesco il nostro ritmo con le gomme medie e hard. Cioè, spaventoso. Spaventoso veramente. La meritiamo noi. Però ai box Charles. Ai box Charles. Ai box Charles. Charles ai box. Abbiamo Perez secondo. Io devo andare tra 5 giri, quindi non sarà facile. E se chiaramente c'è una safety car adesso devo buttare le medium. Mamma mia se è dura sta gara, mamma se è dura. Ok. Ma da Perez non guadagno niente, anzi lui ha le gomme più fresche delle mie purtroppo. Questo sta pesando enormemente. Perez gira molto meglio di me. E si vede infatti. Sta inventando la gara della vita. Andiamo di grassa, miscelotta grassa, 3,9, guadagna ancora. Ti consigliamo di passare al mix 2, carburante al mix 2. Fastest di Perez. Odio qua se avanti così. Mica è rientrato bene in corsa. Ma veloci. Non dare gas. Tutti con le armi, dovranno andare ai box sta gente, dai. Abbiamo effettuato tutte le soste a disposizione. Ok. Non posso pensare che nessuno vada ai box adesso però, Per piacere. Non ci voglio neanche pensare che resistano tutti a una sosta e hanno fatto la sosta come me. Cioè mi girano veramente i maroni. Ok, ci ciucciamo subito Ricciardo. No, Ricciardo sbaglia tutto Ricciardo. Ok, via libera. Ah, Ricciardo. Testa a coda di Ricciardo. Adesso lasciamo, il prossimo giro andiamo di Miscela. Cicciotta. Fuori Gigi, Hamilton. Safety car nel momento forse migliore, perché comunque avevamo le gomme soft. Questa ci voleva proprio. Fuori Gigi Hamilton a 7 giri dalla fine. Safety car. Ok, rallenta. Delta negativo, vuol dire che stai andando troppo veloce. Rallenta. E possiamo sfruttare le gomme con tutti vicini. Questa è una gran cosa per noi, E adesso devo fare la rimontata. Posso farcela, due mescole più veloci. Mick è tornato terzo. Loro non fanno la sosta, a parte Perez che va bene, ma gli altri hanno le gomme molto vecchie. E quindi faranno anche fatica, ma chiaramente non posso prendere i box ormai. Quindi tengono fino alla fine con le gomme molto vecchie. Hanno tanti giri perché sono andati ai box al settimo, ottavo giro, quindi
Ok, che andiamo, buona partenza. Abbiamo carburante a sufficienza per altri 5. Buonissima partenza. Ok, Ok. le macchine coinvolte nell'incidente sono state rimosse. Puoi accelerare. E adesso abbiamo subito Mick. Da ciucciare Mick. Mamma mia, avevamo veramente la macchina più veloce in questo momento. Se non facciamo cazzate possiamo vincere. Che finale. Vedi, non andare ai box, vuole fare i fenomeni. Veneziano sta spingendo come un indemoniato. Purtroppo non c'è l'IRS. Devo far veloce però. E il come si butta. Yes. Molto bene Veneziano. Adesso c'è Valtteri e Perez. Mick grande rimonta però. Mamma mia Mick, non riusciamo però a finire in podio tutti e due. Non deve ancora succedere mi sembra. Grande sorpasso, grandissimo sorpasso. C'è solo Serghione. La safety car ci ha veramente dato un aiuto devastante, se no non avremmo mai vinto. Abbiamo recuperato tanto, è vero, perché comunque loro erano le gomme finite. Però Perez era impossibile da prendere perché aveva 20 secondi. E le gomme comunque non messe male. Vai che questo è anche fastest, vai che è anche fastest. Boom, 1,30, giro record mostruoso del Come, 2 secondi più veloce dei giri record precedenti. No, erroraccio qua. Erroraccio. Buona, Perez oggi ha un ritmo però indiavolato. Finale rovente. Ma Perez tiene duro, è pazzesco Sergio. No, non posso rischiarmi, rischio l'incidente. Non ci voglio credere ancora, Perez tiene botta, veramente una Renault fortissima. Mick invece ci prova su Valtteri. Devo stare calmo, ce la possiamo fare, il tempo c'è, Come sta buono. Sta buono Come, sta buono. Mamma mia, incredibile Sergione, incredibile Sergione. Perez resiste, Perez resiste. Sì, ok, abbiamo anche il DR. Adesso dovremmo farcela però, che fatica, grandissimo Perez. Hai perso qualche decimo di vantaggio sulla vettura che ti segue. Ecco, ho paura di sbagliare, ho troppa paura di sbagliare ragazzi, lo confesso. Ok, c'è anche il DR. C'è anche il DR adesso. C'è anche il DR. C'è anche il DR. Bye bye Serghione. Bye bye. Ok. Torniamo primi. Torniamo primi. Mick è quarto. Mick ci deve provare per il podio. Però Mick ha recuperato, errore ai box, ma ha recuperato la campione, Mick per il mondiale è il candidato number one. Grazie Gigi che ti sei ritirato, grazie Gigi, grazie Gigi, grazie Gigi. È stata una grossa mano Gigi Hamilton. Noi abbiamo fatto un fastest mostruoso. E inizia l'ultimo giro, final lap Comendiano. Sei all'ultimo giro. Final lap Comendiano, Mick non riesce a prendersi il podio. Ma il Cume ce la fa, ne ha superati 4.
e si è portato a casa la vittoria. La strategia alla fine è buona, ma ho sfruttato la safety car che è arrivata proprio alla fine, nel momento perfetto per noi. E probabilmente vai di Grand Chelem, a parte il fatto che non siamo rimasti primi tutta la gara, però giro veloce, vittoria e pole position. Mick non ce la fa, è a 3 decimi. Noi portiamo a casa una vittoria importante, la seconda consecutiva. E adesso sì che Veneziano c'è. È tornato. Un po' di fortuna anche. E va a vincere il Cume, il Gran Premio di Francia. A Paul Ricard. Yes, yes, yes. Grande vittoria. Sì, siamo tornati raga, siamo tornati. Adesso c'è l'Austria che è un'altra gara dove possiamo tranquillamente vincere, ancora più di questa. Grande Cume. Yes, blow job Cume, blow job. Guardalo, è ancora Veneziano che gode. E adesso... oh, champagne! Yes! E ora vediamo come questi risultati si riflettono. C'è anche il fastest. Il leader della classifica mamma mia, meno 10. E Bottas, mamma mia che mondiale a 3. Mamma che mondiale a 3. Nella costruttori stiamo dominando. Raga, soprattutto il Conte Veneziano. Si gode, si gode, si gode. Ciao!